della Serie A femminile di futsal. Si affrontano il Cagliari e il kick-off. Cagliari che ha l'occasione per allungare sulla zona play-out. Ieri la sconfitta di Molfetta. Dall'altra parte c'è un kick-off che vuole guardare in avanti, provare ad avvicinarsi al tiki-taka, ma soprattutto tenere lontane le inseguitrici. Ma diciamo un kick-off abbastanza stabilmente nella zona playoff. All'andata una sfida spettacolare vinta dagli uomini di Riccardo Russo 5-4, rimontando 2 volte invece la squadra di Moreno Giorgi. E allora, prima che inizi la partita, andiamo a vedere anche i 2 roster kick-off che ha a disposizione Carturan. Poi ci sono Greta Chilardi, Faustine Michel Pellegrini, Gabriela De Sosa Ruda, Gabi, così come viene chiamata, poi Bruna Borges, Valentina Teani, Giulia Cascio, Getulio, Arianna Bovo, Elena Teani, Erika Donadoni e Ilaria Brugnoni. Dall'altra parte invece Antea Polloni, Alice Verdis, Sveva Sofia Orru, Alida Dodero, Antonia Giuliano, Queiroz, Patricia Ribeirete, Silva Saramanca, Cinzia Pereira, Maria Mantila e poi Maria Fabiana Vecchione, oltre Cristina Carboni Tonga. La squadra arbitrale composta da Andrea Cigni e Gianluca Ruto. Al cronometro invece Alessandro Accomando. Momento gli ultimi riti preparatori, gli ultimi 5 tra le 2 squadre. C'è anche un tributo da parte del Cagliari con Dodero. Arriva l'urlo di rito sotto gli spalti, urlo di rito che adesso è stato effettuato anche dal kick-off. Tra pochissimo vedremo i 2 quintetti, intanto anche la foto per la squadra di Moreno Giorgi, mentre adesso dovremmo avere il quintetto ben in vista del kick-off con Carturan, c'è poi Greta Ghilardi, Gabi e Arianna Bovo. Abbiamo 4 e Bruna Borges che sta ancora bevendo, ma farà parte ovviamente del quintetto. In settimana ufficializzata lei come le sue compagne Carturan, Bovo e Ghilardi nel gruppo scelto da Francesca Salvatore per il girone di qualificazione al primo mondiale di futsal femminile che sarà dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine. Per il Cagliari ci sarà anche Polloni in quel gruppo che cerca dunque la prima storica qualificazione. Polloni ovviamente in porta, c'è poi Mantila, Queiroz, Vecchione e Pereira, mentre primo pallone in avanti giocato dal Cagliari che può provarci allora da palla inattiva. Si muove Vecchione, dà per lei al volo. Prima conclusione della sfida, alta sopra la traversa, troppo sola però una giocatrice del Cagliari, deve stare più attenta in queste situazioni. Chilardi prova Bovo, viene chiusa, alla fine l'ultimo tocco è suo. Si riparte da Polloni che gioca a corto per Mantila. Pereira, Queiroz, sceglie ancora Pereira, poi Vecchione. Si muove Mantila in avanti, ma ormai è andata al centro. Pereira aveva scelto invece di servirla sulla fascia. Kikov che così può riprendere a giocare con Borges. La Ghilardi a Bovo, poi contatto su Gabi, ritenuto regolare. Si riparte ancora da Polloni, fase di studio quando è passato solo un minuto effettivo di gioco. Mantila, chiusa la Gabi, guadagna comunque metri il Cagliari. Queiroz, morbido per Vecchione con la suola,
Poi che Ross impressiona alla fine, la palla allontanata da Ghilardi, non trova Borges. Brava però Ghilardi a frapporsi nello scambio tra Vecchione e Queiroz. Mantila. Queiroz. Ancora Queiroz, pressata. Gabi fa quello che può. Pereira lascia palla a terra, il Cagliari non riesce ad andare oltre la metà campo, però ha comunque la rimessa, comunque il possesso, intenzione chiara della squadra di Moreno Giorgi di non buttare il pallone. Mantila. Pereira. Ancora Queiroz, sbaglia stavolta. Ghilardi. Obbligata allo scarico, non c'è la compagna libera davanti. Il pallone passa da Gavi, poi da Borges, anzi saltava di Bovo, poi Queiroz recupera palla, sterzata. Sta alzando ora Ghilardi. Pereira può andare verso la porta. Pereira! All'angolino non può arrivarci Carturan e avanti il Cagliari 1-0. Ha segnato Cinzia Pereira, la prima vera occasione che ha avuto il Cagliari con cinismo, si è portato avanti al secondo tiro effettivo. Gol di Cinzia Pereira. Il gioco riprende ora. Reazione kick-off con il destro della neoentrata Pellegrini. La chiusura di Bovo, poi ancora Pellegrini, se la porta fuori. Non poteva iniziare meglio il Cagliari in questi primi minuti, ha contenuto molto bene e sta trovando spazi importanti. Pereira intanto è andata a caccia della doppietta, non l'ha trovata. Tanto spazio però per lei, tanto che forse ha avuto anche fretta ad andare a calciare e poteva invece accorciare meglio i passi, così per coordinarsi meglio e raffinare la precisione. Cagliari ancora avanti intanto con Vecchione. Col fisico prova a tenere spazi, invece Ghilardi a vincere il duello. Borges a sinistra da Bovo. Alla fine però ancora una volta se l'è cavata il Cagliari. Mentre nuovo cambio dentro G Tulio per il kick-off. Anche Giorgi è pronto al suo primo cambio, toccherà Virdis, vedremo perché. Queiroz. Pereira. Tenta il dribbling, non passa, comunque controllo. Mantila. Vuole andare sulla fascia, capisce tutto. Pellegrini. Ultime indicazioni per Virdis, poi sui primi sprazzi in campo. Getulio. Da Ghilardi a Borges, poi Pellegrini, tunnel, passa, perde un attimo, riesce comunque a metterla in mezzo e il Cagliari qua è mancato sia nella pressione a Pellegrini che ha avuto il tempo di rialzarsi e di metterla in mezzo, poi lei brava a crederci, ma anche Borges non era marcata. Non si sono intese però le due giocatrici del kick-off. Pellegrini adesso vede la porta, riflette, sceglie Getulio. Borges, Getulio. Idea, rimorchio, non trova nessuno e allora Queiroz può tornare indietro.
Da Vecchione a Virdis che ha fatto il suo ingresso per Pereira. Vecchione suola bene per Mantila, burata da Getulio, poi Borges, Pellegrini, quasi tutto allineato il Cagliari con Vecchione che recupera palla, lotta alla fine alla peggio nel duello ma alla meglio perché ha subito fallo. Punizione Cagliari, Kick-off che, se ho visto bene, ha fatto un nuovo cambio facendo rientrare Gabi. Tanto gioca il Cagliari con Queiroz che ha ancora il pallone, ha cercato il tiro col mancino, poi Queiroz ancora, decisiva questa volta Carturani in uscita, 2 rimpalli vinti da Queiroz che alla fine si è dovuta arrendere a Carturan. Ribeirete, è entrata anche lei adesso. Vecchione col mancino, è entrata per Mantila Ribeirete. Adesso l'angolo, Vecchione in mezzo per Ribeirete, anche altro rimpallo. Queiroz sull'uscita, almeno sul tentativo l'uscita del kick-off ragiona bene, invece non fa benissimo Polloni. Getulio in mezzo, non trova compagna Vecchione per guidare la nuova azione che passa da Virdis, da Ribeirete. Vecchione, ragiona il Cagliari, abbastanza padrone del campo fino a qui. Queiroz sprinta, poi però ne ha 2 addosso, si mette di spalle, non riesce a proteggere il possesso. Il kick-off che prova già ad andare avanti con Borges, praticamente la regala a Virdis che regge botta. Virdis, ancora Virdis, viene chiusa. Alla fine il possesso del kick-off. Ghilardi, rientrata. Entrata anche Bovo, che infatti gioca, ha ripristinato il quartetto in movimento titolare del kick-off. Palla tesa in mezzo. Non riesce l'intervento a Bovo. Con calma il Cagliari, può ripartire da Polloni, ritmo non così alto, vantaggio trovato subito dal Cagliari, per cui i punti chiaramente pesano e non poco. E adesso gioca sì per allungare il vantaggio, sa che non può fidarsi, ci mancherebbe altro di un solo gol di vantaggio, però si percepisce l'intenzione di non voler affrettare le giocate, un po' come ha fatto ora Pereira, appena rientrata. Bene Virdis in opposizione su Bovo. Indica il punto della battuta a Rutolo. In mezzo! Pallone toccato da Polloni. Borges sul pallone, si muove Gabi, coperta da Pereira, direttamente da Ghilardi. Palla che passa fino a Virdis che dovrebbe aver guadagnato la rimessa, anzi no, non c'è stato il tocco di Borges. Suola di Ghilardi, Bovo in cerca di uno spazio per tirare. Ghilardi, Pereira col fisico, tiene botta e alla fine porta a casa la rimessa. 7 minuti sono già passati nel primo tempo. Virdis, Borges,
Ghilardi. Ancora, poi prova a girarsi nel nulla Gabi, ma alla fine se l'è portata lei fuori, non c'è stato il tocco di Ribeirete. Ma è un kick-off che ancora non è riuscito a costruire una vera occasione da gol. Si sta tanto prendendo nei duelli la squadra di Russo. Per ora sembra quasi che stia mancando la fame alla sua squadra. Indicazioni ora di Russo per Gabi. Tutto abbastanza semplice però da controllare per il Cagliari. Borges sono in due lì addosso. Virdis, Pereira. Anticipata Ribeirete, la forza e chance adesso con Ghilardi. Palla che passa a Borges, lotta anche per la terra. Borges, porta vuota e incredibilmente il ritorno di Virdis salva il Cagliari. Grandissima occasione. Eccola, la prima vera chance per il kick-off con Arianna Bovo, che non è andata di prima, non c'è riuscita e si è fatta recuperare sul più bello. Ancora kick-off respinto dal piede di Ribeirete, ma il Cagliari deve difendere. Da fuori Ghilardi, un po' sorpresa, un tiro di punta quasi senza convinzione sul nascere, invece abbastanza insidioso. Fuori però dallo specchio della porta. Pereira. Pereira con Mantila a sinistra, entrata avanti là al posto di Vecchione. Bovo, Ghilardi in avanti, Borges prova il tunnel su Pereira, non riuscito, poi l'ultima a toccare è Mantila, non Ghilardi, anzi no, si è corretto Cini. Adesso richiama Ghilardi, solamente una parola di troppo da parte di Ghilardi. Era l'obiettivo di Cini, è quello di evitare chiaramente e controllare fin da subito certi atteggiamenti. Polloni con la finta, poi però scivola anche Virdis, che però esce molto bene da Pereira. Mantila, Virdis, pressata Virdis, ancora Bovo addosso. Ribeirete, la pressione alta nel kick-off. Pellegrini, tornata dentro. Pereira. Alla fine è andata a lungo, ma sta soffrendo in questa fase il Cagliari. Si è alzata la pressione del kick-off. Russo vuole una squadra con un baricentro più alto adesso. In effetti troppo remissivo il kick-off nella prima metà del primo tempo. Virdis, Pereira, Virdis con la coscia fermata da Getulio, poi Bovo è contenta della rimessa. Poi Virdis torna dentro Queiroz e anche Vecchione sta per rientrare, come sta per entrare Borges. È lei che ha lasciato il posto a Pellegrini, ma veramente per poco, c'è bisogno di lei in campo. Destro Murato, poi intreccio tra Pellegrini e Queiroz, senza fallo. Getulio prova ad incrociare, palla larga, ma sta crescendo il kick-off. Ed ora di nuovo dentro Vecchione, fuori Ribeirete. E Cagliari che ha così ripristinato il quartetto di movimento titolare.
Mantila per Queiroz. Pereira. Tocco verso Vecchione. Va troppo lunga. Pellegrini. Queiroz. Palla che passa. Pellegrini quasi ha fatto perdere tempo a Bovo. Dall'altra parte Getulio. Ghilardi col mancino, la toccata a Polloni e allora angolo kick-off. Eccola di nuovo dentro Borges, mentre il mancino tentato ancora da Ghilardi. C'è stata la deviazione richiesta e dunque cambia solo la fascia, ma è ancora angolo. Getulio la più arretrata. Infatti la palla è per lei. Finta. Pellegrini 1-2 che non si chiude. Palla molto forte per Getulio. E intanto anche primo time out chiamato nella partita. Giocatrici intorno a Giorgia Russo. Giorgia che non so quanto sia soddisfatta attualmente, sicuramente l'approccio migliore della sua squadra, che ha costruito da subito le prime occasioni importanti, ha trovato il gol al secondo tiro effettuato molto velocemente, poi però pian piano ha quasi accettato il ritorno di un kick-off che invece ha cominciato a giri bassi, pian piano invece ha preso il ritmo e adesso sta costruendo tante occasioni, chiaramente trovando un più soddisfatto Russo dall'altra, che dovrà chiedersi invece cosa è successo all'inizio della partita, un atteggiamento troppo passivo della sua squadra. Ma una partita nel complesso fino a qui con un ritmo non molto alto e con un Cagliari che, a parte sulle sue sbavature, ha praticamente sempre controllato molto bene le trame offensive del kick-off. Questa però è anche la classica partita che può essere stravolta dall'episodio. Cagliari che proverà a costruirlo dalla sua parte quell'episodio, un 2-0 potrebbe spezzare le gambe al kick-off, l'1-1 potrebbe invece cambiare assolutamente tutto, mentre pallone regalato al kick-off stavolta con Ghilardi che va di nuovo col mancino. Polloni in avanti da Vecchione che però non ha nessuna compagna vicina. Pereira, Queiroz dall'altra. Pereira forse la vede all'ultimo, però alla fine le è andata bene perché l'ultimo tocco è stato di Pellegrini. Poi dall'altra parte non trovata Vecchione. Getulio per andare verso il centro, invece c'era Borges a sinistra e Borges che qualcosa vorrebbe dire alla sua compagna. Diciamo che l'ha solo pensata e accennata con il gesto del braccio. Poi però è arrivato anche l'ok. Queiroz, Mantila, pallone ancora del Cagliari. 8 minuti e 24 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo. Vecchione, Mantila, Pereira. Getulio recupera bene per Borges, Polloni la tiene in due tempi, fredda Polloni, meno invece Borges e questa volta ha avuto la grande chance per l'1-1, l'ha sprecata. Ringrazia chiaramente il Cagliari, che deve anche ringraziare Polloni, però adesso troppe occasioni concesse alle avversarie. Getulio, finta, poi Ghilardi, mancino, largo. Queiroz,
Ribeirete, Vecchione, si guarda intorno, vede Queiroz con la punta, poi prova anche a servirla, non la trova, palla leggermente debole, tanto per il kick-off, dentro nuovamente Gabi e fuori Pellegrini. Queiroz, Virdis, Vecchione, non può agganciare bene, Borges, Getulio, Ghilardi prova, Ghilardi come può, porta comunque a casa la rimessa, ancora Ghilardi, Borges, Getulio, destro deviato da Virdis, palla in angolo. Si oppone Poloni col piede, poi occhio a Ribeirete che vuole andare da Queiroz, servita male la numero 10, questa è una grande occasione per il Cagliari in contropiede. Gestita male da Ribeirete, finalmente è entrata lei insieme a Virdis. Bovo, mancino di Ghilardi, anche Bovo appena rientrata, mentre è entrata anche Giuliano per il Cagliari. Si fida Virdis, obbligato a concedere la rimessa. Ribeirete si muove, Virdis, palla per lei, buono il controllo, Virdis vuole mettere in mezzo, arriva Vecchione per il 2-0 Cagliari. Vecchione nel miglior momento del kick-off, il Cagliari ha cominciato a rifarsi sentire, prima il contropiede sprecato da Ribeirete e Queiroz, stavolta invece ottima giocata di Virdis, bella l'apertura per lei, poi però Virdis ci mette tanto del suo, buono il controllo, cambio di passo e palla in mezzo che premia l'arrivo di Vecchione. 2-0 Cagliari. Dodicesimo gol in campionato per Fabiana Vecchione. Colpo duro questo per il kick-off e chiaramente sente anche sulle spalle ora due grandi occasioni sprecate, una con Bovo e una con Borges, che sarebbero valse 1-1, invece adesso lo svantaggio è doppio. Giuliano da Ribeirete, Virdis, la fa girare ancora il Cagliari, sta già contando Rutolo, che però ha indicato che è rimessa laterale non dal fondo, quindi non stava contando. In avanti tanto Polloni, Giuliano, la palla passa ma lenta e allora spazza via Bovo, ma Polloni può bloccare tranquillamente. Vecchione, si gira bene Vecchione, Carturan se la scava, poi ancora Carturan sull'arrivo di Ribeirete, ma bella veramente la girata di Vecchione. Carturan le ha coperto praticamente tutto lo specchio della porta disponibile. Sul fondo invece Borges non trova Bovo e allora Vecchione prova ad andare lei da sola a cambiare fascia. Stava arrivando Ribeirete, era difficile far passare questa palla. Chiude per ora così Vecchione
Dentro Queiroz. Può uscire stavolta con un mezzo sorriso in più Vecchione, perché ha segnato, ha trovato il gol del 2-0. Per un attaccante come lei fa sempre la differenza in una partita, segnare o no. Pellegrini per rimettere in moto il pallone da Borges. Sta per rientrare Getulio, tanto però attacca con Gabi. Borges, Polloni, attenta. Poi in avanti Ribeirese, dove però non c'erano compagne. Poi Giuliano chiama la calma Queiroz. Forse Queiroz ha chiesto a Giuliano di andare a pressare alto, invece è un Cagliari questo che dal primo minuto ha scelto di difendere basso. E ora col 2-0 ancora di più, soprattutto per non consumare troppe energie. Sta per entrare Mantila. Penso riuscirà per Ribeirese a questo punto, per Virdis, per prendersi il ruolo di pivot senza Vecchione. Tra l'altro sta per entrare anche Pereira. Pellegrini col destro, palla fuori. Arrivato ai ricambi Virdis e Giuliano fuori, con Mantila che va a prendere proprio quel ruolo lì davanti, e Pereira anche a dare una mano, la palla e per lei traversa, incredibile. Poi Pereira, murata, l'ha letta male questa Carturan. Palla in avanti in Mantila che non trova Ribeirete. Poi Bovo si mette in proprio ma non trova la porta. 3 minuti e mezzo all'intervallo. Sta già contando Ceni con Queiroz che si è toccata un po' la gamba, ma sta bene. Pellegrini, Getulio, Pellegrini vuole metterla in mezzo, Pereira le dice di no. Ancora kick off, sempre lo stesso punto dell'ultima rimessa. Poi l'ultimo tocco di Getulio. E allora in avanti. Anticipata Queiroz. Chiamato intanto un altro time out. Giorgi chiede calma da parte sua, immagino, praticamente solo accorgimenti tattici, mentre proverà a cambiare qualcosa in più Russo. Vediamo se cerca anche la pressione offensiva importante, visto che siamo sul finale di primo tempo, per provare quantomeno a fare un gol e eliminare qualche certezza dalle rossoblù. Kickoff che ha vinto in rimonta all'andata, montando però sempre un gol, tanto sotto 3-2-4-3, alla fine fa i 2 gol e vince 5-4. Tra l'altro un kickoff che, se andassimo solo a guardare la classifica, si mostrerebbe come una squadra che prima di questa sfida 33 punti contro 16, più del doppio. Chiesti quasi una sfida già decisa, e invece l'andata ha fatto vedere tutt'altro. Questa partita, questo primo tempo, sta dicendo tutt'altro. Contano tanto anche le motivazioni
Kickoff un po' relegato, quel quinto posto saldamente ai playoff. Cagliari che vorrebbe entrarci, ma soprattutto oggi in questo momento sarebbe a +7 dalla zona playout. Anche questo sarebbe sicuramente un risultato molto molto importante quando mancheranno poi solamente 6 partite alla fine della regular season. Colloquio tra Vecchione e Ruttolo mentre gioca il kickoff. Borges, Polloni si tuffa e salva le sue compagne. Non so se sarebbe entrato quel pallone, ma Polloni ha avuto veramente un ottimo riflesso. Pellegrini, Mantila, devia in calcio d'angolo. Occhi movimenti, Borges da sola la vorrebbe, la palla è per lei, arriva Borges, si oppone Vecchione, poi subito in mezzo, Bovo 2 volte sulla seconda, c'è stato un grandissimo intervento di Polloni, ancora Polloni che sta festeggiando la conferma nel giro della nazionale con queste parate, tra l'altro contro la sua collega di nazionale, Carturan. Pellegrini, lo si capisce con Getulio e Cagliari alla palla, 2 minuti poi intervallo. Vecchione, Pereira, in avanti, la palla recuperata da Borges, la vuole Bovo, ecco la Bovo un po' defilata, Pellegrini, Vecchione, non è un gol ma il valore è quello. Si è messa lì in mezzo, ha salvato le sue compagne. Poi Pellegrini, Getulio in mezzo, Polloni decisa, poi la palla in avanti per Vecchione, chiusa bene da Bovo. 91 secondi ancora, Borges, bella per Bovo, attenta Pereira. Errore invece suo e di Mantila. Kickoff che può attaccare, 82 secondi. Pellegrini, palla che si impenna, diventa facile per Polloni. Poi Queiroz corre, Pereira dall'altra parte. Queiroz l'ha vista ma vuole andare da sola, non una grandissima idea stavolta. Getulio si oppone molto bene. Pellegrini per tornare dentro Ribeirete. Borges, duello, e allora Queiroz, ancora Queiroz, ultimo tocco suo, 48 secondi. Ghilardi, Pellegrini, non trova Getulio, però ancora il kickoff ad attaccare. Pereira, buon lavoro. 33 secondi, lo stesso Cagliari. Cagliari che quantomeno non deve correre rischi prima dell'intervallo. Stavolta ultimo tocco, non si è visto benissimo, ma direi del kickoff. Scusate, del Cagliari per il possesso del kickoff. Pellegrini, Borges, ancora Ghilardi, passa bene Borges, Getulio dal fondo, supera Polloni ma non trova il secondo palo, palla fuori a 13 secondi dalla fine del primo tempo. Bella giocata con protagoniste Borges e Getulio, finale che però non le ha rese felici, mentre Queiroz va col mancino, il ritorno in extremis di Ghilardi salva il kickoff, poi Ghilardi senza vie di mezzo dice a Queiroz di alzarsi, in effetti
Sarebbe da rivedere l'episodio, così là non mi è sembrato però un intervento falloso. Sicuramente ha creato disturbo Ghilardi. Però insomma basta tornare indietro con la diretta. Potete farlo tranquillamente adesso perché avete 10 minuti buoni, perché è finito il primo tempo. Il Cagliari meritatamente è avanti 2-0. Decidono per ora Pereira e Vecchione. A tra poco.
Di nuovo in diretta dal Palaconi A di Cagliari dopo il primo tempo, avanti le rossoblù 2-0 sul kick-off con il gol di Pereira e Vecchione. Una partita gestita molto bene dalla squadra di Moreno Giorgia, due facce invece, un kick-off che è cominciato in maniera fin troppo remissiva per poi cominciare a venire fuori, però servirà molto di più alle giocatrici di Riccardo Russo per trovare quel gol che serviva per il momento per andare sul 2-2. Intanto vediamo come sono rischierate le squadre. Carturan in porta per il kick-off, ci sono poi Borges, Gabi, Bovo e Ghilardi, il quintetto titolare. Dall'altra parte Vecchione, Chiros, Pereira, Mantila in porta Polloni, quintetto titolare anche per il Cagliari. Gli arbitri sono Andrea Cigni e Gianluca Rutolo, al cronometro Alessandro a comando. A proposito di arbitri, come avrete notato, fascia nera, fascia del lutto per loro in tutto il weekend, per ricordare Tullio Lanese, arbitro benemerito, venuto a mancare questi giorni. E allora questo è il ricordo per i due arbitri che hanno fatto fino a qui una buona prestazione. È stata anche una partita nel primo tempo abbastanza facile da gestire, sia per gli animi in campo sia per i ritmi della partita. Qualche dubbio sul finale per quel contatto Ghilardi-Queiroz, con Queiroz che alla fine riesce a calciare, sembrerebbe prima di un possibile contatto con Ghilardi, con la decisione in quel caso dell'arbitro Gianluca Ruttolo di lasciar correre, dire che fosse tutto regolare. Per il resto però assolutamente nessun episodio da rivedere o comunque da giudicare. Buona gestione da parte di entrambi, anche nella comunicazione con le giocatrici, non c'è stato da riprendere in qualche atteggiamento, ma parliamo comunque di arbitri con grande esperienza. E quando hai grande esperienza difficilmente manchi proprio dal lato della comunicazione. Cagliari che riparte da Polloni. Tanto già 1 minuto e mezzo è passato di gioco. Il pallone che non è riuscito praticamente nulla in questo inizio di ripresa. Bovo in mezzo, non trova Ghilardi, allora Queiroz prova a guidare una ripartenza rossoblu. Vecchione, Fede Mantila non la trova. Lancio per Borges, poi Polloni si accorge di essere oltre l'area di rigore, allora rischia un po'. Queiroz difende, Borges è obbligata a tornare indietro. Poi Gabi, mancino così, non c'è stato tocco di Vecchione ed è dunque rimessa dal fondo. Queiroz, Borges, fa girare il kick-off. Bovo, Pellegrini e Riberete, le due entrate in duello. Riberete scappa via, se la porta fuori. Possesso kick-off. Pellegrini, Bovo, ancora Bovo, una grande chance per Lega, porta vuota quando il risultato era ancora di 1-0. Grande chance anche per Borges, due occasioni che chiaramente stanno pesando non poco nell'economia della sfida. Vecchione col fisico, vuole passare Vecchione, la tiene in campo Vecchione con la sponda, poi Ribeirete, Carturan si oppone, angolo, grande occasione del Cagliari, ma soprattutto grande azione personale di Vecchione che si è creata lo spazio dove non c'era e adesso è lì da avvicinarsi. Poi scelta Queiroz che controlla male. Borges già dall'altra parte, Suola con la punta, idea
di esterno, penso, poi più punta che altro da parte di Bovo. Palla fuori, però qualche occasione già la stiamo vedendo, non sono state tantissime nei primi 20 minuti. Borges, Pellegrini, Borges, poi in avanti Riberete a memoria per Vecchione, palla leggermente lunga e Cagliari che deve ancora difendere, poi Ghilardi è andata col mancino, ancora una volta impreciso però, lei che ha segnato 10 gol in questo campionato, lei che però oggi non ha mai centrato la porta. Entrata Virdis intanto per Vecchione, fuori adesso Bovo per Getulio. Queiroz, Pereira, Queiroz, pressata da Ghilardi per andare dall'altra parte verso Pereira, non la trova. Gabi rientra subito per farle posto Ghilardi. Pellegrini si complica la vita da sola, controllo imperfetto. Pereira, Riberete in avanti verso Virdis. La palla la sorvola, è facile per il Kof riprendere a giocare. Da Gabi a Getulio. Gabi con la finta, Gabi centrale con un pizzico di fortuna, si era liberata. Destro poi facile da neutralizzare per Polloni, che adesso ancora una volta può intervenire comodamente. Queiroz, il primo dribbling non è andato, in avanti Pereira, Virdis anticipata. Bella palla per Pellegrini che valuta male il rimbalzo. Pallone di nuovo di possesso rosso-blu. Riberete di prima, Getulio evita anche la rimessa. Arturano in avanti, poi Queiroz. Non si capisce con Pereira. Getulio, Borges, ancora Borges, rischia adesso Borges il kick-off che alla fine se la cava con Bovo, che ancora però deve fare i conti con Riberete. Alla fine è andata bene a lei al kick-off. Destro, facile per Polloni. Borges, si apre uno spazio per lei. Bovo adesso la cerca di prima, Borges cerca l'effetto, riuscito a metà, poi stava anche arrivando pericoloso sul secondo palo Gabi a centimetri dall'impatto. E intanto Giorgi dà di nuovo spazio a Giuliano, fuori Queiroz. Virdis, aggancio, lotta, se la cava il kick-off con la buona difesa di Getulio. Bovo, Borges, Bovo, mancino, Riberete, Giuliano, passa col tunnel, poi Virdis, perché non sono stacolate l'un l'altra, il kick-off è già avanti. Borges in mezzo, Getulio, lei non l'ha presa, Riberete sì, l'ha toccata, infatti Ruto indica possesso del kick-off. Già contando Rutolo, palla di nuovo in mezzo, si mette davanti Pereira, lamenta un colpo al collo Bovo,
sotto gli occhi di Cini e dice che è tutto buono, poi l'azione termina e allora Cini va a sincerarsi delle condizioni di Arianna Bofo. Vediamo se riusciamo ad approfittare del gioco fermo anche per rivederlo proprio dalla diretta. Perché col corpo Pereira protegge, allarga il braccio per proteggere la posizione. Allora, in effetti sì, con una mano Pereira tocca il collo comunque verso il volto di Bofo, ma non è sembrato un contatto così rude. E quindi ci sta, poi il collo possa essere più fragile, ma non puoi chiaramente concedere un calcio di rigore per un contatto simile. Poi giustamente alla fine Cini si accorge che una giocatrice è ancora a terra e allora va anche a sincerarsi nelle sue condizioni, ma mi sembra una gestione dell'episodio perfetta da parte dell'arbitro. Pellegrini intanto col mancino. Ribeirete con Mantila, entrata Mantila al posto di Pereira. Intanto torna Vecchione fuori Ribeirete, Vecchione va subito a prendere posto là davanti con Virdis che può occupare la fascia destra. Virdis, Mantila, pallone scomodo. Il Cagliari va di nuovo ad aspettare basso. Cagliari che non ha nessun interesse ad andare a prendere il kick-off solo primo possesso. L'unico interesse è quello di non concedere determinati spazi. Dall'altra parte al kick-off stanno mancando gli scambi veloci. In generale sta mancando la velocità nel gioco, nella manovra. E a quel punto, se tieni bene le marcature, diventa praticamente impossibile per il kickoff andare al tiro pulito. Poi partita ancora apertissima, solo 2 gol di differenza. Intanto Ghilardi comincia a centrare la porta. Polloni obbligata ad alzare in angolo, non si è fidata della presa. Dicevo, partita comunque ancora apertissima. Ghilardi va là fuori. 11 minuti, 42 secondi ancora da giocare. Sempre 2-0, 0 gol nella ripresa, 0 falli nella ripresa, ma adesso non ricordo esattamente, penso 2 falli in totale nel primo tempo, una partita correttissima. Ci sta riprendendo Giuliano sulla posizione, sulla distanza, mentre l'arrivo di Getulio subito respinta da Mantila, resta lì il kickoff. Stro alto ancora di Getulio, prima dalla destra, questa volta da sola, posizione centrale, poteva fare sicuramente meglio. Borges passa, non riesce a giocarla, poi Queiroz devia al lato. Borges vuole il movimento, non arriva. Ghilardi nel traffico, perde il pallone, poi Mantila la fa passare tra le gambe di Ghilardi. Queiroz, Virdis, c'è Mantila in mezzo, la chiusura di Ghilardi, la rimessa rosso-blu.
Mantila. Pellegrini, buon lavoro, il primo di Getulio, poi Pellegrini si gira, ma il tiro viene smorzato, torna dentro Pereira intanto. Giorgi non contento con Polloni per come ha gestito il pallone. Ghilardi, quando può ci prova sempre, Pereira si oppone. Queiroz da allontanare. Borges si lancia, vuole essere servita, invece recupera il Cagliari. Mantila, Vecchione, muove il pallone Queiroz verso Mantila, questa volta però la regala al kick-off. Si opposta molto bene Pereira, dall'altra parte già Vecchione. Non ha compagna, è obbligato a scaricare da Queiroz. 9 minuti e mezzo. Queiroz può pensare al tiro, finta, Mancino. Un'altra finta, una di troppo, ma già da subito aveva tutto lo spazio per andare col destro. Se la cava allora il kick-off, che poi guadagna rimessa una buona mattonella per provare a riaprirla questa partita del tutto. Stava arrivando Bovo. Il pallone era indirizzato a lei, non ci è arrivato in area. Poi arriva anche il primo giallo della partita per la reazione di Getulio, ammonita anche Queiroz. E quindi Cina ha voluto riprendere entrambe. Giorgi avrà detto di sicuro il giallo deve essere solo per Getulio, Cini starà spiegando il suo punto di vista. Tra l'altro Cina proprio lì, quindi insomma l'ha vista perfettamente. Tanto sta ancora segnando. Occhio per il kick-off a Borges, praticamente solo dall'altra parte, scelta invece Getulio. Borges non contentissima di questa decisione presa da Ghilardi. Mantila, allontana male, Borges. Bella palla per Ghilardi, Polloni si oppone ancora, Mantila. Doppio salvataggio. Bovo. Getulio. Borges. Suola. Poi però non si capisce con Getulio. Pereira con l'esterno vuole andare da Vecchione. Nuovo rimpallo Vecchione. Salvataggio di Carturan. Chance per il 3-0. Il Cagliari un passo dal chiuderla. Poteva fare meglio Vecchione. È stata reattiva invece Carturan. Adesso l'angolo per i rossoblù che cercano il colpo del KO. Borges chiude bene. Poi Bovo si complica la vita, rimessa a Cagliari. 8,5. Mantila. Stavolta invece il Cagliari a regalare palla al kick-off. Tornata dentro Gabi intanto, fuori Bovo. Stanno per entrare anche Riberet e Virdis. Pereira sulla linea, Gabi con deviazione di Mantila, angolo. Arriva Gabi, altra deviazione, stavolta di Riberet.
Penetrata per Mantila. Ancora l'angolo. Dietro da Ghilardi. E lei a provarci. E Queiroz a opporsi. Terzo tiro respinto. Cagliari chiuso nella sua area di rigore. Kickoff che adesso deve andare in forcing, trovare il gol dell'1-2 e poi giocarsi tutte le sue carte per il gol del pareggio. Ghilardi non trova Getulio alla fine, però diventa difficile con angoli battuti così, in questo modo. Vecchione dall'altra parte con la suola per Queiroz che arriva, disturbata ma senza fallo da Gabi. Allora Carturan, palla in avanti per Ghilardi, dall'altra bel cambio che non si chiude per Vecchione, poi Gabi trattenuta da Vecchione e arriverà il giallo. Spende così la munizione Vecchione, pochi dubbi stavolta. Ammonita anche lei. Chance kickoff. Borges sul pallone, Getulio per la finta. Borges, Queiroz con la pancia, poi ancora Borges. L'ha messa fuori. Questa era una grande chance, dall'altra parte se la cava il Kikow che può rigiocare, ma poi ci regala Pereira. Ghilardi con fisico senza fallo. Non è d'accordo il pubblico, poi stavolta sbaglia Cini perché il giallo puoi darlo dopo. E al Cagliari è stata negata una grossissima palla gol. Poi giustamente viene ammonita adesso Ghilardi perché il fallo è da giallo, però a meno di rosso diretto vantaggio lo devi dare, e il Cagliari era con due giocatrici davanti alla porta. E io penso che Cini sia proprio spiegato con Giorgi, anche dalla reazione di Giorgi, abbiamo detto ho fischiato, solo dopo ho fischiato, visto quanto l'occasione era diventata importante, e a quel punto Giorgi, guardando un po' al cielo, quasi richiamare la fortuna, la sfortuna, ha però accettato la spiegazione di Cini. Questa poi la ricostruzione veramente rifatta unicamente sugli sguardi dei due, però è molto probabile che sia andata così. Chiaramente sarebbe stata una grossissima occasione per il Cagliari, però Cagliari che comunque avanti 2-0 sulla carta non è questo l'episodio determinante della partita, però è ancora presto per dirlo. 7 minuti ancora da giocare. Getulio cerca uno spazio, Ghilardi, Getulio calcia, Ribeirete, un'altra posizione della giocatrice del Cagliari con Giorgi che è pronto a fare entrare Mantila. Borges, questo era un buon tiro, la toccata Polloni, ancora angolo. Ottimo il passaggio anche, ultimo il tiro, la rivuole Borges che carica, sente il piede caldo, controllo, poi la palla per Ghilardi che tocca di prima, non riesce o a tenerla vicina, se fosse lo stop il suo intento, o a trovare la porta se invece volesse andare in quel modo a calciare, più la prima che la seconda come opzione. Però ancora Kickoff che attacca, ancora una posizione di Ribeirete, poi Virdis non trova Pereira,
L'ultimo tocco è stato di Virdis. E allora gioca Kickoff. Fermo il Cagliari, ferma un po' anche Borges. E invece Gabi ha avuto la prontezza di giocare subito. Gabi stessa che chiude molto bene. Si prende quei metri per andare già dall'altra parte. Gabi guadagna la rimessa. Getulio. Bovo. Col portiere in movimento adesso il Kickoff. 6 minuti alla fine. Getulio. Bovo che va a piazzarsi in avanti, la mette a rimorchio. Getulio non si capisce con Borges, interviene Virdis. Poi Vecchione può fare poco. E alla fine è angolo. Lo vuole battere subito Vecchione, deve stare in porta Bovo, poi ci sarà un altro giallo. Ho visto per un secondo mano nel taschino a Cini, chiaramente il Cagliari ha tutte le intenzioni di battere velocemente. Russo invece vorrebbe veramente rientrare Carturani in questo momento. Murata Riberete, resta ancora in attacco il Cagliari. Suola, Pereira, Vecchione. Non riesce a tenere la palla incollata al suo piede. Ghilardi cerca l'uscita. Riesce quantomeno a portare il possesso alle sue compagne. Pereira poi, Riberete. Bovo chiude, porta vuota Pereira col cucchiaio. Che non si abbassa in tempo, palla sul fondo, Cagliari vicino al 3-0. Ma il Kickoff è vivo. Sul tetto del palazzetto, il campanile di Borges, possesso Cagliari. Ormai Bovo ferma in porta, non entra Carturan. Blocca Bovo che guida la nuova azione sua della sua squadra. Meno di 5 minuti alla fine dell'incontro. Bovo, Pellegrini, Borges, Ghilardi, Bovo, a destra c'è Getulio, scelta Ghilardi, poi lento il passaggio, la porta è vuota e allora Pereira ci prova. Bovo può controllare un pallone che comunque sarebbe scivolato sul fondo e fuori dalla porta. Ancora possesso Kickoff. Ghilardi, Bovo, Getulio, va a mettere in mezzo Bovo, tentativo respinto, ancora però Kickoff. Ghilardi, Borges prende spazio in area, deviazione di Vecchione che porta avanti l'azione del Kickoff, però dà un attimo di respiro alle rossoblu. 3 minuti e 50 ancora. Bovo, Borges con la suola, l'ultimo tocco di Pereira, angolo Kickoff. Ghilardi, Bovo, Borges, buon lavoro, Verdi sulla linea, poi Bovo col mancino, palla fuori. Pereira, fermata la Pellegrini, angolo Cagliari. Vecchione di prima intenzione, però alto.
Bisogna aspettare qualche secondo finché venga consegnato il pallone. Di nuovo in gioco Pereira, Polloni lungo con la testa Ghilardi, Virdis, Ribenete si gira bene, arriva il fallo di Ghilardi, Giorgi applaudisce, secondo giallo, ammonita Ghilardi, secondo giallo rosso in 10. Il kick-off a 3 minuti dalla fine. Da qui non sembrava essere un fallo tale da fischiare il secondo giallo, anche perché non è un intervento duro, sicuramente in ritardo, perché la gamba si è visto che è stata toccata. Però insomma qualche dubbio rimane così a prima vista. Poi anche voi, come sempre ripeto, potete tornare indietro con la diretta e riguardare l'episodio e giudicare voi stessi. Intanto 2 minuti kick-off che potrà essere nuovamente in 5 quando saremo a 1,04. In questo momento siamo a 2,50. Per il Cagliari la grande occasione di chiudere la partita, soprattutto deve proprio ora regalare gol. Chiaramente un episodio che ha frenato quasi del tutto le speranze di rimonta. Virdis intanto per Vecchione, poteva sfruttarla meglio il Cagliari. Crampi per Bofo. Il Gavi che entrerà al suo posto a questo punto, immagino, è lì pronta. A fare da boa davanti. Ha poco da perdere al kick-off. Gabi tiene palla, la disturba Queiroz, riesce nello scarico. Borges, scusa la Ribenete. Queiroz. Dietro da Pereira. Queiroz con la finta, poi si è inventata una compagna che non c'era, o forse va a far partecipare alla manovra Rutolo. Non è regalato dal Cagliari. In pallo Gabi, poi Getulio quasi non si accorge che la palla è passata. Borges, destro Polloni. Kick-off che ci prova. Ancora 35 secondi buoni senza la quinta giocatrice. Però non ha tempo da perdere. Queiroz resiste, poi palla in avanti per Vecchione, cerca lo scavetto Carturani in anticipo. 1 minuto e 16 secondi, 3 punti sempre più vicini per Giorgi e giocatrici. 2 secondi e può rientrare Pellegrini per kick-off. Di nuovo 5 contro 5 in campo. Errore di Ribenete. 55 secondi alla fine, meno di un giro d'orologio. Pellegrini, ancora Pellegrini. Borges, Bovo, Getulio, palla in mezzo con deviazione a 1 metro dalla porta. Pellegrini non trova il gol che ci avrebbe regalato 40 secondi di fuoco
di fuoco. Giorgi invece se l'è presa non so con chi, forse anche con Queiroz. Nervosissimo Giorgi. Vecchione poi non riesce a tenere palla. Gabi spinge come può sulla destra, sterzata. Getulio. Dall'altra parte Borges, dietro Bovo che è tornata a giocare da portiere in movimento. Gabi. Pellegrini in mezzo, non trova Getulio, ancora Pellegrini. Borges col destro, burato sulla porta vuota e la palla va fuori. Sarebbe stato un gol clamoroso per il Come, ma insomma cambia poco perché 5 secondi e il Cagliari avrà vinto. La tocca Virdic e allora c'è un angolo, ma ci sono solo 3 secondi da giocare. Tenterà il tiro immediato, il kick-off, oppure si fermerà. Il Cagliari ormai ha le mani sulla vittoria. Palla in mezzo, un secondo, ricerca la porta, non la trova, ma non fa niente perché il Cagliari ha vinto lo stesso. Vince 2-0 sul kick-off grazie alle reti di Pereira e Vecchione e va a +7 dalla zona play-out. L'esultanza delle giocatrici rossoblu, l'abbraccio a Giorgi e Floris in una partita troppo importante poterla sbagliare, una partita gestita molto bene dall'inizio alla fine, eccetto qualche sbavatura. Kick-off che perde sì l'occasione di avvicinare il quarto posto, ma non è questa giornata, no, a in qualche modo compromettere quello che è il percorso stagionale delle giocatrici di Riccardo Russo. E allora, squadre che ora si salutano, abbiamo anche noi ai saluti, grazie ovviamente ad Alberto Tosini per la cura delle immagini, grazie a voi che ci avete seguito. Da Luigi Falco è tutto, una buona domenica.